Grazie mille e buongiorno a tutti quanti e grazie per avermi invitato per questa presentazione. Allora, io intanto mi presento, sono sostanzialmente un climatologo, mi occupo di modellistica climatica, ho lavorato negli Stati Uniti per molto tempo fino al 98 nel Centro Nazionale di Scienze Atmosferiche nel Colorado, poi dal 98 sono al Centro Internazionale di Fisica Teorica di Trieste, dove sono responsabile dell'area fisica della Terra. Di fatto, come ho detto, mi occupo di modellistica del clima da 30 anni, forse anche più, e di vari aspetti legati ai cambiamenti climatici. Quello che oggi volevo, diciamo, sottoporvi, così presentarvi, è una visione un po' così diversa del tema dei cambiamenti climatici, piuttosto che fare, diciamo, una presentazione standard. Soprattutto perché appunto nell'ultimo anno abbiamo avuto questa pandemia che ha praticamente monopolizzato sia i media sia in un certo senso anche molti aspetti della ricerca. Riflettendo, abbiamo avuto tutti molto tempo per riflettere durante il lockdown, mentre eravamo a casa, riflettendo su quello che stava accadendo durante la pandemia, ho notato molte similarità con la crisi climatica e quindi mi sono detto che forse sarebbe il momento di chiamare anche la crisi climatica una pandemia ambientale e quindi trattarla come tale. Intanto volevo partire dal dire che l'emergenza climatica è tutt'altro che passata. Anche se in quest'ultimo anno se ne è parlato poco, in realtà il 2019 e il 2020, scusate l'errore, sono stati caratterizzati da enormi anomalie climatiche. E qui ci sono alcuni esempi, non tutti. Abbiamo avuto ovviamente tantissime alluvioni, ma per esempio quest'anno stiamo assistendo alla più attiva stagione di uragani, forse diventerà la più attiva mai registrata nell'Atlantico, tant'è vero che Marino questo probabilmente lo sa, non riescono più a trovare nomi da dare agli uragani, cosa che praticamente non era mai successa in passato. L'estate dello scorso anno, questa che vedete al centro, abbiamo avuto una ondata di calore nell'Europa del Nord, anche questa di enormi proporzioni, simile a quella che abbiamo avuto nel 2003, più a sud, diciamo, più centrata su Francia e Italia. Allora, la peculiarità di questi eventi è che questi eventi sono 5 deviazioni standard dalla media, quindi sono eventi con una probabilità bassissima di accadere, dovrebbero succedere tipo una volta ogni 10.000 anni, ormai negli ultimi 20 anni già ce ne sono stati 2 o 3. Quindi questo anche ci dà l'idea che le cose stanno cambiando rispetto al clima che chiamiamo normale. Ricordate tutti lo scorso inverno, l'inverno dello scorso anno, quindi estate australe, gli incendi in Australia. Ovviamente molti di questi incendi erano anche di origine dolosa, però in realtà il problema principale in quel contesto era che l'Australia in quel momento stava vivendo una delle peggiori siccità e ondate di calore che avesse mai avuto. Gli incendi nelle foreste artiche, anche quelli tra l'altro nelle foreste della Groenlandia, cosa che praticamente non succede quasi mai. L'anno scorso, 2019, la copertura dei ghiacci artici è stata praticamente molto vicina al minimo storico del 2012, che vedete qui. Questa, diciamo, è la media, diciamo, gli anni 80, questo è quello 2012 e 2019, quindi anche lì abbiamo avuto una estate record. E insieme a quell'estate record abbiamo avuto un altro record che è stato quello dello scioglimento dei ghiacci della Groenlandia. Sono sicuro che avete visto immagini di questo tipo. Qui è la riga, allora questo è il normale, diciamo,
la normale media di scioglimento dei ghiacci. Questo è il 2012, che è stato un altro anno particolarmente anomalo, e questo è quello che è successo lo scorso anno. Quindi, come vedete, siamo tutt'altro che fuori da questa pandemia. Anche in Italia abbiamo avuto degli eventi abbastanza notevoli. Sicuramente conoscete molto meglio di me l'acqua alta del 12 novembre. Secondo me è un po' un eufemismo chiamare acqua alta fenomeni di questo tipo. Io li chiamerei più allagamenti, o se non vogliamo chiamarli con nomi ancora più gravi. Ma ricorderete anche, per chi vive nel nord-est, la tempesta Vaia dell'ottobre del 2018, una tempesta che noi fu a fine ottobre 2018, proprio un paio di settimane dopo noi avevamo una riunione proprio in quella zona dell'Unione Meteo del Friuli Venezia Giulia, e puramente casualmente in quel periodo, e abbiamo parlato con molti operatori del luogo e ci hanno detto che una cosa simile non era mai accaduta a memoria d'uomo. Poi la questione dei ghiacciai. Ultimamente abbiamo pubblicato un articolo in collaborazione con altri ricercatori, che ha avuto anche una certa rilevanza nei media proprio qualche giorno fa, in cui abbiamo mostrato come nel peggiore degli scenari anche il 90% dei ghiacciai alpini potrebbero scomparire. I ghiacciai alpini incidentalmente sono tutti in fase di recessione. Quindi, diciamo così, siamo in piena emergenza climatica, e appunto durante il lockdown mi sono chiesto: ma esistono delle similarità fra l'emergenza climatica e l'emergenza Covid? E se esistono, c'è qualcosa che possiamo imparare dalla gestione dell'emergenza Covid che si possa applicare anche all'emergenza climatica? E infatti sono tantissime similarità. È veramente impressionante come i due comportamenti siano simili. Questa è la prima. Allora, qui vedete una serie di plot che vi danno anche un update della situazione riguardo ai cambiamenti climatici. Qui a sinistra vedete l'andamento dell'anidride carbonica. Come sapete, l'anidride carbonica sta aumentando in atmosfera soprattutto a causa dell'uso di combustibili fossili. Quest'inverno abbiamo avuto il valore, mi sembra, di 412 o 415 parti per milione, da valori preindustriali attorno ai 280 parti per milione, quindi un aumento del 45% in 120-130 anni, cosa che il nostro pianeta non ha mai visto nella sua storia, quantomeno negli ultimi 3 milioni di anni. Quindi già lì, diciamo, è un elemento abbastanza preoccupante. Quello che vedete a destra è l'andamento delle temperature globali updatato al 2019. Incidentalmente, fino a settembre del 2020 era anno record, molto vicino al 2016, che era il precedente anno record. Gli ultimi anni sono stati anni record di temperatura, come vedete anche da questa figura. Vedremo i dati di ottobre, novembre e dicembre, ma il 2020 potrebbe essere l'anno più caldo da quando si prendono misure. E qui giù a sinistra vedete il livello del mare, andamento del livello del mare che, come sapete, sta crescendo. Sapete bene anche lì a Venezia, più o meno in linea con la media globale, attorno ai fra i 22 e i 23 centimetri negli ultimi 100 anni. E qui a sinistra vedete un altro elemento molto importante, legato al riscaldamento globale, che è il numero di eventi cosiddetti catastrofici. Questi sono dati raccolti dalla compagnia Munich, Reinsurance Company Munich, quindi compagnia di riassicurazioni, ovviamente molto interessati a fenomeni catastrofici. Loro hanno una definizione di questi fenomeni. Sono fenomeni che o causano molti decessi o danni rilevanti, così via. Questo è il numero di fenomeni, quindi non il danno causato, che può dipendere da altri fattori, e sono fenomeni di carattere meteoclimatico, quindi tempeste, alluvioni, siccità, eccetera.
E vedete che negli anni 80 ce n'erano circa 200 all'anno, nel 2018 siamo arrivati ad 800, 2019 e 2020 penso che questo numero sia destinato a salire. Questo significa un raddoppio ogni 20 anni. Allora, che cosa hanno queste curve in comune fra di loro? Sono tutte curve di crescita non lineare, più che lineare. Anidride carbonica, potrei sovrapporre la curva dell'anidride carbonica a quella di temperatura e vedreste una sovrapposizione molto, molto vicina. Temperatura, eventi estremi, gli eventi estremi sono legati all'intensificazione del ciclo idrologico che ci aspettiamo in un'atmosfera più calda e anche contiene più vapor d'acqua, quindi con eventi più intensi, e il livello del mare. Tutti questi fenomeni sono in fase di accelerazione, di una crescita più che lineare, se non esponenziale. E voi potete comparare questa figura con questa. Questa è sicuramente molti di voi come me seguite questa tristissima questione della pandemia. E questi sono dati presi da uno dei vari siti che monitorano l'andamento della pandemia. Questo è un grafico che io ho preso a metà ottobre e la curva rossa sono i famosi casi totali che dipendono anche dai tamponi, da altre cose, eccetera, però vedete che diciamo, in questi due cerchi vedete l'andamento di questi casi, diciamo di carattere esponenziale, all'inizio della pandemia. Andamento, questo è quello che è successo a marzo, aprile, questo è quello che purtroppo è risuccesso a settembre, ottobre. Andamenti molto simili a, non riesco a tornare dietro, ma vediamo un attimo, a quelli che abbiamo visto per il riscaldamento globale. Quindi prima affinità, questa crescita è più che lineare, se non esponenziale. Il secondo elemento che accomuna le due cose è che ormai ambedue, sia il Covid che il riscaldamento globale, hanno avuto un'evoluzione spaziale molto simile. Il Covid è partito, adesso non si sa bene da dove, ma diciamo la versione fino a qualche settimana fa era che fosse partito in Cina e poi si è trasmesso gradualmente in tutto il mondo. Gli effetti del cambiamento globale più o meno hanno seguito lo stesso iter. I primi effetti si sono stati notati in alcune che noi chiamiamo zone calde del riscaldamento globale. La zona calda per eccellenza è l'Artico, ma ci sono altre, fra cui il Mediterraneo, per vari motivi fisici. E anche in quel caso lì si è cominciato a vedere i primi effetti del riscaldamento globale in queste zone particolari, ma ormai, come per la pandemia, anche per i cambiamenti climatici. Questa è una slide che ho preso dall'ultimo rapporto del pannello intergovernativo sui cambiamenti climatici del 2014, il prossimo sarà l'anno prossimo, quindi sicuramente questa slide sarà updatata e avrà molti più elementi. Vedete che ormai praticamente in tutto il mondo quello che qui presenta sono gli impatti dei cambiamenti climatici su vari settori o vari ecosistemi, ghiacciai e compagnia bella. Vedete che ormai anche in questo caso da quelle che erano alcune zone calde si è passato ad una copertura praticamente globale. Un altro elemento che accomuna le due cose è il fatto dei punti di non ritorno. Nella pandemia, quando si va al di là di una certa soglia, diventa praticamente, se non impossibile, estremamente difficile fermarla. Nel sistema climatico esistono anche in questo caso dei fenomeni nei quali, superati determinate soglie, diventano sostanzialmente irreversibili.
In particolare ci sono due che sono, diciamo, molto interessanti, magari tra l'altro di interesse soprattutto anche per Venezia. Uno è il collasso della circolazione globale oceanica. Come sicuramente alcuni di voi sapranno, tutti gli oceani sono collegati fra di loro da una circolazione profonda che viene sostanzialmente alimentata dalla formazione di acque molto fredde e dense, molto saline, quindi molto dense, e viene formata nel Nord Atlantico quando si formano ghiacci artici. Il ghiaccio ovviamente non è salino, quindi si forma quello che rimane dietro è acqua molto salina, quindi molto densa e anche molto fredda, raggiunge il fondo dell'oceano, va verso sud, raggiunge l'Oceano Pacifico, l'Oceano Indiano, risale, si riscalda e, eccoci qua, si riscalda e torna sull'Atlantico formando incidentalmente la corrente del Golfo che influenza il nostro clima. Ovviamente se con il riscaldamento globale si producono, come sta succedendo, meno ghiacci nell'Artico, il processo che alimenta questa che viene chiamata conveyor belt si indebolisce sempre di più e molti modelli ci dicono che, alcuni modelli ci dicono quantomeno che nel corso di 150-200 anni questa conveyor belt potrebbe fermarsi. Se questo dovesse accadere, questo significherebbe un completo cambiamento climatico veramente di proporzioni enormi, perché queste correnti oceaniche ovviamente influenzano il clima, influenzano tanti fenomeni come il Niño, tutte le interazioni oceano, atmosfera, insomma vivremo in un pianeta con un clima completamente diverso. E anche in questo caso un fenomeno che una volta arrivato a una certa soglia si autoalimenta. Un altro fenomeno che è veramente molto importante è lo scioglimento dei ghiacci della Groenlandia. Avete visto nella mia prima slide come l'anno scorso questi ghiacci abbiano avuto uno scioglimento fuori scala rispetto alla normalità, ma in generale la fusione di questi ghiacci sta avvenendo ad una velocità molto maggiore di quella che i nostri modelli all'inizio stimavano, e non è del tutto chiaro il perché. Alcune ipotesi sono sulla dinamica dei ghiacci, ma altre anche sul fatto che pulviscolo atmosferico, sostanzialmente inquinamento, fuliggine prodotta in Europa e negli Stati Uniti, vada a depositarsi sui ghiacci, li renda più scuri, quindi più assorbenti della luce solare, e questo acceleri lo scioglimento. Lo scioglimento dei ghiacci della Groenlandia è una delle minacce maggiori legate al riscaldamento globale, perché se la maggior parte di questi ghiacci si dovesse fondere, allora assisteremo all'innalzamento del mare non più di centimetri, ma di metri, di diversi metri. Ovviamente non è un processo che accade in 10, 20, 30 anni, è un processo che accade su scale di centinaia di anni, però è in fase di accelerazione, ed è uscito un articolo un mesetto fa in cui si suggeriva che potremmo già aver raggiunto il punto di non ritorno, nel senso che già con le temperature attuali questo scioglimento potrebbe continuare fino a fondere la maggior parte dei ghiacci. Ripeto, non su scale decadali, ma su scale centennali, ma se uno guarda queste cose in prospettiva storica, non è sicuro che il MOSE sarebbe sufficiente ad arginare questo problema. Quindi questa, e poi c'è quest'ultima similarità, anzi penultima, quella dei decessi. C'è una statistica molto interessante secondo me, è uscito un articolo nel 2018 in cui con studi epidemiologici si è dimostrato, un articolo su Science di un mio collega che conosco molto bene, Jos Lilliveld, si è dimostrato che l'inquinamento dell'aria oggi al mondo causa la morte prematura, quindi in maniera abbastanza simile a quello che fa il Covid, problemi cardiorespiratori sostanzialmente,
dai 4 scusate, ai 5 milioni e mezzo di morti premature all'anno. Per mettere questo numero in contesto, il Covid finora mi sembra che abbia causato circa 1,3 milioni di morti premature. Ovviamente ci sono stati lockdown, eccetera, quindi questo numero è molto minore di quello che sarebbe stato in condizioni normali, però è un numero molto alto. E nessuno chiama l'inquinamento una pandemia globale. Io sono rimasto veramente sorpreso da questo. In più il riscaldamento globale con l'aumento delle temperature aumenta quindi la velocità delle reazioni chimiche che portano per esempio alla formazione dell'ozono, che è un altro dei killer, diciamo, dell'inquinamento. E anche una cosa che il riscaldamento globale fa è di aumentare in media i periodi secchi, quindi aumenta il particolare, renderebbe questo problema generalmente più grave. E anche volevo menzionare che anche le ondate di calore producono molti decessi. Questo è quello che è successo nell'estate del 2003, molti di voi ricorderanno, più di 30.000 decessi in sostanzialmente un mese fra Francia, Germania e Italia settentrionale. E poi volevo far vedere questo grafico, per mettere nel contesto quello che sta succedendo ora e che potrebbe succedere nel futuro. Allora, il plot che vedete qui è un altro articolo di Science del 2013, è la ricostruzione più accreditata che oggi abbiamo, probabilmente ci sarà un update nel prossimo report dell'IPCC, delle temperature, in questo caso si parla di anomalie di temperature rispetto a un periodo di riferimento, durante gli ultimi 11.400 anni, un periodo che noi chiamiamo Olocene, che è sostanzialmente l'ultimo periodo interglaciale. Voi sapete che l'ultima era glaciale, parte dei cicli regolari di Milankovic, ha avuto il suo picco circa 20.000 anni fa, le temperature erano qui giù fuori scala, circa 5-6 gradi a livello globale minori di quelle attuali. Nel corso di 10.000 anni queste temperature sono salite, abbiamo raggiunto l'optimum caldo circa 10.000 anni fa. Il clima è stato molto stabile per circa 5.000 anni. Incidentalmente questo è il periodo in cui si è sviluppata la società, quindi questa stabilità climatica ha favorito lo sviluppo della società come oggi la conosciamo. E poi a partire da circa 4-5 mila anni fa abbiamo cominciato il lento viaggio verso la prossima era glaciale, o meglio, quello che sarebbe successo se l'uomo non fosse stato sul pianeta Terra. Nel corso dei prossimi 20-30 mila anni raggiungeremo il prossimo picco glaciale. Questo è quello che sta succedendo oggi. Questo è in scala, sono temperature globali, tra l'altro questo è un articolo del 2013, quindi non include le temperature del 16, 17, 18 fino al 20, probabilmente questa curva, non probabilmente, sicuramente questa curva sarebbe anche molto più in alto. Vedete che quello che sta succedendo oggi al pianeta è qualcosa di molto molto anomalo. Se fate un'analogia con il Covid, pensate a questa la temperatura del vostro corpo, che se ne sta lì bella regolare, e poi all'improvviso, boom, comincia ad avere questa sorta di febbre anomala. Questo ci fa capire già che quello che sta succedendo è molto molto anomalo. Sicuramente non è mai successo negli ultimi 10.000 anni. Io penso che non sia mai successo in nessun periodo caldo, periodo interglaciale degli ultimi 3 milioni di anni. Non abbiamo mai assistito ad una rapidità di riscaldamento di questo tipo. Ma che cosa può succedere nel futuro? Se riuscissimo a stare nell'accordo di Parigi, che tutti conoscete, 2 gradi rispetto a valori preindustriali, quindi 1 grado rispetto a quelli attuali, questo è quello che succederebbe. Adesso se facciamo, cioè la nostra temperatura sarebbe qui, questo è tutto in scala, altri 100 anni, fine del 2100, temperatura arriva qui. Allora, se questo fosse il vostro corpo, sicuramente comincereste a preoccuparvi seriamente della vostra salute, e lo stesso direi che possiamo dire del pianeta. Sarebbe una perturbazione nel migliore dei casi,
perché l'accordo di Parigi è veramente il migliore dei casi, sarebbe già di per sé una perturbazione molto molto estrema rispetto alla normalità del comportamento del sistema Terra. Il sistema Terra è un sistema molto complesso che non conosciamo bene. E onestamente è molto difficile dire che cosa può succedere. Abbiamo i modelli che ci fanno le nostre proiezioni e così via, però tanti processi non sono ancora noti. Questo è il più, come dire, ottimistico dei casi, difficile da raggiungere ma non impossibile, come faremo fra un minuto. Questo è il più pessimistico dei casi. Questo è quello che i nostri modelli ci dicono potrebbe succedere nel caso dello scenario cosiddetto business as usual. Dai 4 ai 5 gradi di riscaldamento globale entro il 2100. Un numero che può sembrare non eccessivo, ma se lo mettete nella prospettiva di quello che succede normalmente nei periodi caldi interglaciali, io direi che chiunque di voi guardi una figura di queste e si renda conto della complessità del sistema climatico, si renderà conto di come questo sarebbe uno sconvolgimento totale del clima e dell'ambiente del pianeta. Vivremmo, vabbè, io non ci arrivo, ma insomma i nostri figli, i nostri nipoti vivrebbero sicuramente in un clima, in un ambiente completamente, un altro pianeta da quel punto di vista, dal punto di vista ambientale. Adesso questa figura potete confrontarla con questa. Questa è una stessa figura di prima, numero casi Covid, però presa questa volta qualche giorno fa, dove la curva già stava andando giù, ma guardate questa curva qui, molto simile a quello che potrebbe succedere al pianeta. Quindi sono tantissime similarità fra quello che sta succedendo al pianeta, che potrebbe succedere, e l'emergenza Covid. Allora, la cosa fondamentale è di evitare che si arrivi a quella curva rossa, cercare almeno di stare dentro l'accordo di Parigi. Molto rapidamente che cosa significa questo? Come si può, diciamo, arginare il problema, perché indietro non si torna più. Qui vedete alcune opzioni di cosiddetta mitigazione, soprattutto efficienza energetica, anche attraverso l'elettrificazione dei trasporti, nel campo residenziale, industriale e così via, uso sempre maggiore di energie rinnovabili, economia circolare, cerco di accelerare un attimo perché sono un po' in ritardo, economia a chilometro zero, riforestazione, che la deforestazione conta circa il 10% del problema, e riduzione degli allevamenti intensivi per le fonti di metano, che è un altro importante gas serra. Quindi sappiamo qual è la soluzione. Che cosa si è deciso a Parigi? A Parigi, giusto per ricordarvi, la decisione è stata di rimanere ben al di sotto dei 2 gradi rispetto ai valori preindustriali, attenzione, non rispetto ai valori industriali, ai valori attuali. E siccome 1 grado ce lo siamo già giocato, non siamo lontani dalla soglia di Parigi, che è considerata la soglia oltre la quale si innescano questi punti di non ritorno e gli effetti, gli impatti dei cambiamenti climatici non sono più gestibili facilmente con politiche di adattamento. Questo richiede una riduzione delle emissioni dal 30 al 40% entro il 2030, quindi 10 anni, e 75-80% entro il 2050. Sapete che l'Europa proprio ieri sera ha ratificato una nuova decisione di ridurre il 50% le emissioni entro il 2030, che quindi è molto più ambiziosa della soglia di Parigi. Questo è l'andamento delle emissioni, va bene? Di anidride carbonica. Vedete qui seconda guerra mondiale, la depressione, questa fu la crisi energetica degli fine anni 70, gli anni di Jimmy Carter, per capirci, la crisi economica del 2008. Vedete però in un contesto generale le emissioni stanno salendo, questo è quello che sta succedendo quest'anno, ovviamente con il lockdown le emissioni stanno diminuendo. A Parigi si è detto che entro il 2020 le emissioni dovrebbero raggiungere il loro plateau, in realtà ci siamo, ma ci siamo per il motivo sbagliato, ci siamo per il lockdown, quindi
insomma, presumibilmente sarebbe molto meglio non dover ricorrere ai lockdown per raggiungere l'obiettivo dell'accordo di Parigi, ma fare riforme strutturali sostanzialmente di quella che oggi viene chiamata green economy. Qual è il problema fondamentale in questo senso? Il problema non è l'Europa. Queste sono le emissioni in vari paesi. Come vedete, l'Europa EU28, le emissioni sono in fase di discesa. E ormai in Europa la green economy è partita e non si ferma più. Il problema non sono neanche gli Stati Uniti, nonostante alcune posizioni dell'amministrazione uscente, che tra l'altro adesso cambierà con l'amministrazione Biden. Vedete che le emissioni anche negli Stati Uniti sono in fase di diminuzione, soprattutto perché ormai la green economy dal punto di vista economico è diventata del tutto competitiva. Il problema è la Cina, che è il maggiore emittore, l'India, che è quello che sta crescendo più velocemente, e gli altri paesi, questi Sud America, Sud-Est asiatico e così via. Quindi è molto importante che diciamo, tutta la base delle negoziazioni oggi è come si può far sì che questi paesi crescano, ma nell'ambito della green economy. Ci sono dei segnali molto incoraggianti in questo senso, perché la Cina, come sapete, o se non sapete lo dico io, come si dice, ha stabilito di raggiungere 0 emissioni entro il 2050, quindi molto molto aggressiva, anche più di Parigi. L'India ha lanciato una missione per fornire tutte le abitazioni di pannelli fotovoltaici, quindi anche nei paesi emergenti le cose si stanno muovendo. Tant'è vero che le ultime, diciamo, previsioni sul riscaldamento globale dicono che forse si potrà raggiungere, se vengono mantenute tutte queste promesse, forse si potrà raggiungere l'obiettivo di Parigi. Quindi chiudo con queste considerazioni, data queste similarità fra pandemia e crisi climatica, pandemia Covid, che cos'è che possiamo imparare dalla gestione della pandemia? Prima di tutto l'azione immediata. Nel caso del Covid, se molte cose fossero state fatte all'inizio o all'inizio della seconda ondata, probabilmente non si sarebbe arrivati al lockdown. Io non sono un esperto, per carità, di virologia, ok, ma insomma già a occhio se alcune anche semplici cose fossero state fatte prima magari si evitava il lockdown. Nella situazione clima è esattamente la stessa cosa, bisogna agire da subito, anche perché tutti i gas serra che mettiamo adesso in atmosfera rimarranno lì per 50-100 anni e quindi è importante agire da subito. Secondo, la coordinazione internazionale. In tutti e due i casi non basta che sia l'Europa a fare qualcosa, non basta che siano gli Stati Uniti, non basta che sia l'Italia, tutti i paesi devono farlo, altrimenti il problema non viene risolto. E quindi è molto importante che si abbia un coordinamento internazionale soprattutto delle azioni di risposta. Il ruolo della scienza, di questo si è parlato tantissimo, direi che in tutti e due i casi veramente c'è l'importanza della scienza, ma della scienza accreditata. E quindi non andare a sentire, diciamo, notizie che vengono da fonti così non del tutto accreditate. Purtroppo è successo nel Covid, succede nel Covid e purtroppo succede molto anche nel caso dei cambiamenti climatici. Il ruolo ovviamente della comunicazione, io penso che la nostra unità scientifica ha molto da imparare da Greta Thunberg, perché lei dice le cose che noi abbiamo detto per 30 anni, lei è riuscita ad arrivare a milioni di persone, miliardi di persone, noi molte di meno. E in più questo che secondo me è un aspetto molto importante, come nel caso della pandemia, uno può fare tutte le regole che si vuole, cioè avere le mascherine e così via, se poi dal punto di vista personale non seguiamo le regole non serve a molto. Lo stesso nel clima. Concludo con questo, secondo me è arrivato il momento di chiamare cambiamenti climatici e altri problemi ambientali, inquinamento, le plastiche e così via, una pandemia globale.
Se facciamo questo, come è successo nel caso del Covid, bisogna affrontarla in maniera molto, molto decisa, e quindi io spero che questo sia quello che succederà nei prossimi anni. E secondo me ci sono delle indicazioni importanti che danno un po' di ottimismo, anzi parecchio ottimismo. Grazie mille per la vostra attenzione.